rotta balcanica, presi 29 irregolari a Trieste, il servizio. Sono stati intercettati questa mattina 29 irregolari sul Carso triestino, vicino alla linea di confine con la Slovenia, ma in territorio italiano. Si tratta, di quanto si è appreso, di afghani e pakistani che avevano attraversato il confine e procedevano in strada a piedi, tutti in arrivo dalla cosiddetta rotta balcanica. I 29 sono stati notati e fermati dalla Polizia di Frontiera di Trieste, che in queste ore ha proceduto alle procedure di rito. Andiamo allora con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Ben ritrovato, dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo sentito di leggi che devono essere rispettate, perché le leggi ci sono, è un reato non rispettarle, come diceva Monsignor Angelo Santarossa, ma parliamo anche di questi confini super e iper presidiati, addirittura le pattuglie miste. Io le faccio subito la domanda: servirà a un qualcosa? Ci sono sufficienti soprattutto risorse umane ed economiche da poter impiegare per il presidio dei nostri confini? Beh, sicuramente, ben ritrovati. Sicuramente il numero attuale che ci sono di operatori per quanto riguarda la Polizia italiana sicuramente non è sufficiente. Sono state fatte a proposito queste pattuglie miste che furono già fatte tempo fa, quindi sono state ripristinate queste pattuglie miste. Il problema è che il territorio da controllare è vasto e quindi il numero delle persone non è sufficiente. Io ho sentito parlare di muri, ma se è un conto presidiare un campo aperto è un conto presidiare un muro. Allora, quanto costa il muro? Non lo so, non sono un impresario edile, ma sicuramente costa molto di più la forza lavoro di alcuni poliziotti. Quindi io direi spendiamo questi soldi magari per fare un concorso regionale, che il governatore Fedriga ci ascolti, e magari proporre un arruolamento speciale come fu fatto nell'84, un arruolamento speciale dove chi veniva passava questo concorso, queste prove, queste selezioni e rimaneva in Friuli Venezia Giulia. Fu un concorso per 2000 persone, quindi credo che potenziare una regione di 2000 persone è una cosa intelligente, anziché tirare su dei muri che non serviranno a niente perché le persone continuano ad arrivare. L'ha detto lei oggi, sono arrivati a Trieste, ed è qui che le voglio dire che questa mattina sono arrivate le comunicazioni dei trasferimenti del 200° concorso quindi di poliziotti giovani che escono, anzi il 204, scusi, e visto che fino all'altro giorno, fino a ieri, fino a stamattina si parlava di potenziare i nostri territori, i nostri confini, volete sapere quante persone sono state assegnate direttamente alla quarta zona di Udine, che è responsabile del servizio di frontiera? Uno. Ecco. Uno. Allora, se dobbiamo parlare per parlare, pubblicità per pubblicità, queste cose danno fastidio a chi come me del mestiere conosce bene il territorio, ma soprattutto conosce bene quali sono le politiche della nostra amministrazione, perché è vero che qualcuno chiede uomini, ma è anche vero che oggi il nostro Dipartimento non ha disposizione, non ha la disponibilità di permettere di fare nuovi arruolamenti. Finché ci sono queste condizioni, fin quando ci sono pur parler di sicurezza, di investire in sicurezza, e poi questi sono i risultati, credo che non andiamo molto distanti, no? Allora si spendono fiori di soldi per modificare un paio di mostrine in questi giorni. Altra novità che vi porto questa sera, tra qualche giorno. Tra qualche giorno saranno l'11 a Roma alla presenza del capo della polizia, il 12 in ogni città, in ogni questura verranno presentate queste nuove distintivi
di ogni grado, delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, beh, insomma, sono stati spesi 5 milioni di euro, dico 5 milioni di euro per dei distintivi, delle mostrine che sulle giacche attuali non vanno, perché sono più lunghe. Allora io dico, era già successo tempo fa che con una commissione in Romania avevano fatto le maglie della polizia con la doppia Z, era successo che avevano fatto le scarpe numero 40, un lotto, però il 40 fuori non era quello europeo, avevano fatto le camicie bianche con l'araldico della Polizia di Stato, sbagliato perché nel frattempo l'araldico era cambiato e quindi le camicie non erano più indossabili. Cioè io dico, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? E per quello io ogni volta che sento parlare di sicurezza, l'altro giorno speronano una nave, no, ha detto che non hanno speronato una nave, beh, i colleghi se rimanevano feriti, voglio vedere cosa succedeva, 600 tonnellate contro una motovedetta, ma è comunque una nave militare, di là che si parli di nave di guerra, è una nave militare. Se questa cosa la fate in Australia vi mitragliano. Cioè, io voglio dire, noi parliamo di sicurezza, ma fin quando Monsignore ha detto che la legge deve essere rispettata, è vero, la legge ci sono su queste cose, allora è morta la giustizia. Diciamo così, con questa attività, è morta la giustizia. Però, allora non siamo beffeggiati, allora qualcuno diciamo così, incaponisca ancora a promulgare delle leggi, se tanto le leggi il problema è che se ci sono le leggi non le rispetti, non ci sono bisogna farle, se le fanno a comodo. Attenzione, perché la gente è stanca di questa situazione. Cioè, prima questi immigrati, perché i migranti non sono immigrati, sono clandestini perché arrivano con nessun foglio appresso, no? Non hanno un foglio di soggiorno, quindi arrivano qui, non vogliono arrivarci e noi ancora ce li portiamo a casa, anzi quando non ce li portano a casa, cioè, quando non andiamo a prendere ce li portano gli altri. Ci sono delle leggi di navigazione, di diritto di navigazione, delle leggi ci sono, e se queste leggi non vengono rispettate da queste persone, allora significa che tutte le persone sono libere di fare quello che vogliono. Il rischio è che venga fuori un'anarchia. Qualcuno ha scritto su Facebook, ho letto prima, questa persona fra un po' ce la troviamo nei talk show. È vero, sarà sicuramente così, addirittura con un gettone. Via, dai. Magari esatto, lei mi ha tolto. Non volevo arrivare a questo. Però magari con 2.000-2.500 euro di gettone di presenza, cosa che non fa Telepordenone con me. No, assolutamente. Va bene. L'informazione deve essere libera da entrambi i fronti. Grazie allora alla dottora Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Rubano a 3 turisti, giovani rapinatori denunciati a Jesolo dai carabinieri, sono ancora tutti giovanissimi. Il servizio